Legato al letto e picchiato fino alla morte per pochi euro, Mestre sconvolta per la morte del 71enne Giuseppe Nisticò mentre era in vacanza in Tunisia, arrestati 2 presunti assassini. Migranti diretti a Lampedusa ma ricondotti in Libia. Dalla nave Mare Jonio la testimonianza di Beppe Caccia e l'accusa, perpetrato l'ennesimo crimine. A Mestre 2 aggressioni per strada, i carabinieri hanno fermato e arrestato un 55enne del posto, ferita una persona. Da oggi la Torre di Mestre apre alla città, nuovo allestimento, tante iniziative per residenti, studenti e turisti, non è mancata qualche polemica. Carne e pesce mal conservati in un negozio etnico di via Piave a Mestre, i carabinieri in asse di Treviso hanno sequestrato 10 kg di prodotto. Un gemellaggio tra Venezia e le 3 repubbliche marinarie rivali, Pisa, Genova e Amalfi, è l'idea voluta dal sindaco per la festa dell'Assenza che si svolgerà il 2 giugno. Dai Cesaroni alla Mostra del Cinema, quest'anno la madrina della 76esima edizione sarà l'attrice Alessandra Mastronardi. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. In primo piano dunque il dramma, la brutale aggressione avvenuta in Tunisia ai danni di un 71enne che era appunto in Tunisia. La notte del 25 aprile l'uomo è stato legato al letto e picchiato a sangue. Era in Tunisia, sua meta preferita, per una vacanza, ma questa volta non è rientrato. Giuseppe Nisticò per tutti Pino, 71 anni, originario di Catanzaro ma veneziano d'adozione e residente a Mestre da anni, è stato ucciso. L'hanno legato al letto, imbavagliato e picchiato fino alla morte. Sembrerebbe per pochi contanti e un cellulare. Pensionato, Pino ha lavorato una vita come pizzaiolo, in particolare nel bar della stazione di Venezia, Santa Lucia. Le autorità tunisine, a distanza di pochi giorni dal fatto, hanno arrestato i 2 presunti assassini, 2 giovani del posto. Prima un 26enne tunisino che sembra fosse addirittura un amico di Pino, poi il complice a distanza di qualche giorno. Nisticò era partito con un amico che la sera del 25 aprile si sarebbe allontanato per qualche ora, lasciandolo da solo. A Monastire, circa 160 km a sud di Tunisi. Una volta rientrato l'avrebbe trovato legato al letto, imbavagliato e con segni su tutto il corpo. Ancora non è chiaro se sia stato colpito a mani nude o con qualche oggetto. Solo l'autopsia potrà rivelarlo. Sconvolti i suoi vicini di casa in via Castellana, la Cipressina, dove Pino viveva da solo, non era sposato e non aveva figli. Era come un figlio per me, impossibile non volergli bene, racconta la sua dirimpettaia. Era una persona stupenda, l'hanno ammazzato in una maniera orribile. Da decidere la data dei funerali che si svolgeranno a Mestre e non a Catanzaro. Parliamo adesso di migranti con la denuncia di Mare Jonio contro Malta. Sentiamo la testimonianza del veneziano Beppe Caccia. Grazie all'intervento di un aereo europeo queste donne, questi bambini, questi uomini sono stati invece riconsegnati nelle mani dei loro carcerieri, nelle mani dei loro aguzzini. Sono parole di fuoco e ben circostanziate quelle pronunciate dal veneziano Beppe Caccia, componente dell'equipaggio della nave Mare Jonio, impegnata nella missione mediterranea. La nave Mare Jonio ha denunciato il fatto che un aereo militare di Malta avrebbe collaborato alla cattura di 2 barconi con a bordo complessivamente 180 persone in fuga dalla guerra in Libia. Tra i testimoni della vicenda, a largo del Mediterraneo, lo stesso Caccia che racconta. Un aereo delle forze armate di Malta ha collaborato fornendo indicazioni dall'alto, posizioni, a un'operazione di vera e propria intercettazione e cattura da parte di una motovedetta della cosiddetta Guardia Costiera Libica che è intervenuta dando la caccia a 2 barconi. Mediterranea presenterà denuncia all'autorità giudiziaria di quanto accaduto. È una vicenda i cui dettagli non sono ancora chiari, ma su cui vogliamo andare fino in fondo, vogliamo capire bene quali siano state le responsabilità in questo ennesimo crimine contro l'umanità che si è consumato nel Mediterraneo. A bordo della Mare Jonio c'è anche un giovane prete di Modena, Don Mattia Ferrari, 25 anni,
partito per la missione con Mediterranea grazie all'autorizzazione del suo vescovo. E Papa Giovanni, che a Venezia è ben conosciuto perché è stato patriarca, diceva: se incontri qualcuno per la strada e non chiedergli da dove viene, chiedigli dove va e se va nella tua stessa direzione cammina con lui. E questo è il motivo per cui sono insieme a tanti compagni e compagne di viaggio che magari hanno provenienze culturali, religiose, ideologiche diverse dalla mia. 2 aggressioni per strada a Mestre. I carabinieri hanno arrestato un mestrino di 55 anni. È stato arrestato dopo aver messo a segno 2 aggressioni a distanza di pochi minuti l'una dall'altra contro 2 malcapitati automobilisti. In manette per rapina, prima tentata e poi anche consumata, è finito, grazie all'intervento dei carabinieri, un mestrino di 55 anni con diversi precedenti alle spalle, che si trova ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore in attesa del processo per direttissima. Tutto è successo nel pomeriggio di ieri. Il primo episodio in via Spalti. Qui un uomo, che era andato a prendere il proprio figlio a scuola, di ritorno ha trovato uno sconosciuto che gli stava danneggiando l'auto. Ha quindi tentato di allontanarlo e si è seduto alla guida, ma in quel momento il malvivente ha infilato il braccio nell'abitacolo e ha sfilato la chiave di accensione. C'è stata una breve colluttazione, dopodiché il rapinatore è fuggito in bicicletta. Il secondo episodio, invece, poco distante, in via Oberdam, dove lo stesso rapinatore si è piazzato in mezzo alla strada, costringendo un automobilista a fermare la propria corsa, dopodiché ha aperto la portiera della vettura e si è avventato contro di lui. Il conducente del veicolo è stato anche ferito, con il morso ad una mano, ma poco dopo sono giunti i carabinieri, cui il primo automobilista aggredito aveva dato l'allarme, che hanno immediatamente posto fine a questa escalation di violenza. La politica, il presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano, Giovanni Andrea Martini del PD, lancia oggi la propria candidatura a sindaco di Venezia per il centro-sinistra alle elezioni comunali del 2020. Mi candido, afferma Martini, perché penso che sia arrivato il momento di dare ascolto a quanti me lo chiedono, ma anche e soprattutto per dar seguito ad un lavoro che in questi anni mi è sembrato di aver condotto in modo onesto, corretto e proficuo. Posso dire in tutta onestà di aver fatto quanto era possibile, continua Martini, per questa nostra città e per contrastare, pur con scarsissimi mezzi a disposizione, un governo cittadino che ha portato la città di terra e di acqua ad una situazione insostenibile. Nella sua nota Martini critica anche il PD, un partito ancora molto debole, sostiene ancora molto malato, che ha nel suo DNA delle radici positive, ma che nel tempo in sede locale e nazionale ha avuto vicissitudini pesanti e gravi colpe. La Torre di Mestre apre alla città, nuovo allestimento, tante le iniziative per residenti e turisti, ma anche qualche polemica. Oggi viene finalmente riaperta la torre alla visita della cittadinanza con la collaborazione nostra e col Comune di Venezia. E quindi cominciamo una presenza fissa della Proloco in questa sede. Dopo i lavori di ripristino, la Torre di Mestre apre nuovamente alla città con un cambio di rotta rispetto al passato. Si è voluto dare una valorizzazione storica a quello che è l'elemento storico-culturale della nostra città, a partire dal fatto che diamo definitiva collocazione del plastico che io ringrazio ancora il Centro Studi Storici, perché era in una collocazione in municipio di Mestre secondo me non naturale. Invece oggi, ripartendo dal plastico che ricostruisce il borgo di Mestre, con alcuni reperti che ringrazio i nostri uffici assieme alla sovrintendenza e assieme alla Proloco di Mestre, danno un senso all'aspetto storico-culturale. Abbiamo ritenuto di dare la giusta, l'adeguata evidenza a questo monumento, ma soprattutto di metterlo a disposizione della cittadinanza tutta, dei giovani, delle scuole, perché lavoreremo molto con le scuole la mattina, e in particolare non indifferente a disposizione dei turisti, perché ci è capitato tantissime volte di vedere i turisti in questa parte della città curiosare ed essere molto intenti a salire e non poterlo fare per ovvie ragioni perché era chiusa, e quindi soddisfare questa curiosità allestendo una serie di pannelli informativi. Le attività saranno gestite dalla nuova Proloco, cosa poco gradita al presidente della municipalità.
veniamo a sapere per vie traverse, perché non è stata una roba in cui siamo stati coinvolti, che la torre che gestivamo noi con quello che vi ho detto viene data ad una associazione privata, lodevole per quanto si deve, a canone zero, va bene, che dovrà fare delle attività culturali. Questo ci sembra paradossale, venga tolta alla municipalità, che è un'istituzione dei cittadini, che faceva lo stesso attività culturale, per darla a un'altra associazione. Per quanto meritevole, non è una maniera di fare cultura. Ma l'assessore Boraso spiega. È una proposta che è arrivata, l'abbiamo ritenuta meritevole, perché per fare le cose ci vogliono anche le persone e per accompagnare dei ragazzi che vogliono visitare una struttura ci vogliono anche dei volontari. Credo che il principio di sussidiarietà, di cui molti si riempiono la bocca, poi bisogna anche realizzarli, questo è un vero principio di sussidiarietà. Paura stamane per lo schianto tra un furgone e un autobus ACTV poco prima delle 6, l'impatto tra il mezzo pubblico che viaggiava con pochi passeggeri a bordo e il veicolo commerciale venuto lungo via Righi. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo privato, preso in cura dal personale del SUEM e trasportato poi al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, ora al vaglio le cause che hanno portato all'incidente. Blitz dei carabinieri del NAS in un negozio adibito a pescheria e macelleria in piena via Piave a Mestre. Al termine di un'accurata ispezione i militari hanno sequestrato 10 kg di prodotto ittico mal surgelato e quindi potenzialmente dannoso per la salute delle persone. Oltre alla scarsa igiene e le evidenti carenze strutturali del negozio, i prodotti surgelati erano conservati in congelatori evidentemente troppo sovraccarichi, tali da determinare il mancato controllo della temperatura degli alimenti e il loro conseguente decongelamento. Ad un'accurata ispezione inoltre sono state riscontrate altre inadeguatezze igienico-sanitarie con tracce di pregresse lavorazioni della carne nelle attrezzature, congelatori non a norma con gli standard e promiscuità nella conservazione dei prodotti. Il titolare dell'attività è stato sanzionato per 3.000 euro. Elezioni europee, presentati oggi a Mestre i 15 candidati di Europa Verde. C'è un'emergenza climatica che la politica non vuole affrontare perché c'è un'ipocrisia inaccettabile di chi si dice ambientalista ma il giorno dopo cementifica le aree agricole, e in questa regione del Veneto c'è una grandissima emergenza ambientale che va assolutamente affrontata. Pensiamo alla inchiesta della Procura distrettuale antimafia di Venezia, le strade del veleno, questo affare malavitoso fatto dalla mafia che ha impastato nell'asfalto, nei conglomerati di calcestruzzo, rifiuti altamente tossici ai danni della salute dei cittadini, o per non pensare alla questione legata ai FAS che ha inquinato le falde, le acque superficiali, ma anche il sangue dei cittadini veneti. Portare in Europa queste e molte altre problematiche è l'obiettivo di Europa Verde, che oggi a Mestre ha presentato i suoi 15 candidati. Voglio portare un contributo all'azione di accentramento dell'attenzione sul tema dei cambiamenti climatici. È una vera emergenza, non dimentichiamo che addirittura il Parlamento inglese ha votato una mozione con la quale appunto si dichiara l'emergenza climatica e l'emergenza ambientale, quindi bisogna che questo sia assolutamente una priorità nella politica europea ma anche nella politica italiana. Tra i candidati anche una veneziana originaria di Padova. Vorrei portare in Europa una sensibilità particolare verso le madri, le problematiche delle famiglie che come sappiamo sono enormi in questo periodo, e vorrei portare in Europa una sensibilità particolare all'educazione, in particolare all'educazione in natura. Rispettando la nostra natura rispettiamo l'altro, il nostro ambiente, ma impariamo a rispettare anche gli altri. Ieri in diretta straordinaria Focus su Rete Veneta via il codino di Patrizio Miatello, dopo che il governo ha detto sì al ristoro dei risparmiatori truffati dalle ex popolari. Abbiamo incontrato il barbiere bassanese che ha eseguito il taglio, un simbolo della lotta di migliaia di persone. Cesare Casoni, lei di capelli di barba ne ha tagliati tanti, c'è però un codino che lei ha tagliato in diretta durante la trasmissione Focus con il nostro direttore Luigi Bacialli, un codino che ha un significato del tutto particolare, è il codino di Patrizio Miatello, insomma lei tagliando quel codino ha tagliato l'angoscia di tantissime persone. Sì, sono contento di averlo fatto ieri sera e sono anche contento del gesto che lui ha fatto.
Bene, 30% mica. Sei d'accordo con Così, in diretta a Focus, il tanto atteso taglio dei capelli di Patrizio Miatello, il presidente dell'associazione Ezzelino Terzo da Onara, che tanto si è battuto per aiutare i risparmiatori truffati dalle banche a riavere indietro i loro soldi. E dopo questo primo passo del governo, questo primo passo lungo il 30% del totale dei ristori, Miatello ha voluto mantenere il suo voto. È stato proprio il nostro barbiere bassanese, Cesare Casoni, a dare un taglio non solo a un codino, ma a un'attesa che pareva senza fine. Spero a tutti quei veneti risparmiatori che hanno avuto queste difficoltà che grazie a Miatello siano riusciti a portare a casa almeno qualcosa, almeno il 30% che ieri ho dovuto misurare per fare il 30%, perché poi lui spera che ci sia anche il 70%. Miatello ha voluto condividere con noi e con i nostri telespettatori questo momento così pregno di significato. Molto colpito anche chi ha tagliato l'ormai famoso codino brizzolato, simbolo della lotta dei risparmiatori traditi dalle banche. Spieghiamo bene, non ha tagliato tutto il codino, spieghiamolo, specifichiamolo questo. No, ha tagliato il 30% perché vorrebbe con un'altra iniziativa riuscire ad arrivare a tagliare il 70%. Io spero per i risparmiatori che riesca a farlo. Ecco, una cosa simbolica del genere, lei l'ha mai vissuta? No, no. Quindi è una prima volta anche per lei? Prima volta, e mi ha colpito molto il perché l'ho fatto. Spero che sia una cosa che ai risparmiatori dia un significato, perché purtroppo i risparmiatori sono sentiti presi in giro in questo ultimo periodo. E con l'azione che lui ha fatto spero che i risparmiatori capiscano che non è una cavolata tagliare un codino, ma dà un significato, e poi perché va a Sant'Antonio e ha fatto il voto e spero che venga recepito in quel senso. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, terza edizione della Festa dell'Informazione al Parco della Bissuola. 2 giorni di festa sabato e domenica organizzati al Parco della Bissuola dal Movimento 5 Stelle. Non vuole essere prettamente politico, perché ospiterà anche relatori di altre forze politiche o che non simpatizzano per il movimento. Vogliamo fare innanzitutto informazione sui temi che consideriamo importanti per la cittadinanza, ma anche divertirci. Ci saranno musica, concerti, giochi per i bambini, anche giochi per i grandi, dalle 11 del mattino alle 11 della sera, con interventi di vario genere. La mattina ci saranno dei giochi per i bambini e degli interventi il sabato su temi territoriali, il quadrante di Tessera il sabato mattina e le grandi navi la domenica mattina. Il pomeriggio del sabato sarà più prettamente pentastellato, con la presentazione dei principali provvedimenti della legge di bilancio da parte di parlamentari Raduzzi, Alvise e Maniero, che sono in Commissione Economia e Finanze alla Camera, e con l'intervento, il focus sulla cultura fatto dalla nostra parlamenta senatrice Orietta Vanin. Alla Festa dell'Informazione giunta la terza edizione autofinanziata dai pentastellati non ci saranno solo esponenti del movimento e sarà dato spazio ad argomenti importanti per il territorio, ma non solo. Lo scopo è certamente stare insieme e divertirsi, però anche far passare delle informazioni su temi che normalmente vengono trattati in modo troppo superficiale o comunque strumentalizzato o comunque non funzionale. Secondo me è una corretta informazione, quale l'immigrazione. La domenica noi abbiamo un importantissimo focus sull'immigrazione, dove andremo a ragionare non tanto sull'emergenza, accoglienza o meno, ma sulle cause che creano questo fenomeno, questi flussi migratori, questo movimento di grandi masse di persone verso il nostro paese e che crea un problema di sicurezza. La festa si svolgerà anche in caso di pioggia. E dal 31 maggio al 2 giugno, in occasione della Festa della Sensa, 3 giorni di appuntamenti in laguna insieme a Genova, Pisa e Amalfi. Un gemellaggio tra Venezia e le 3 repubbliche marinare rivali.
Pisa, Genova ed Amalfi. È questa l'idea, fortemente voluta dal sindaco Luigi Brugnaro per la festa della Sensa 2019, che verrà celebrata domenica 2 giugno in città. Una circostanza resa possibile dal fatto che il giorno prima, sabato 1 giugno, sarà proprio Venezia ad ospitare il 64° palio delle antiche repubbliche marinare. E qui il galeone veneziano cercherà in tutti i modi di tornare a quella vittoria che manca proprio da 4 edizioni, quando cioè la sfida venne ospitata proprio a Venezia. Il percorso di gara avrà importanti novità. L'arrivo non sarà più all'altezza di San Marco, troppo distante da chi assiste, ma addirittura all'ingresso del Canal Grande, dove sarà fissato il traguardo all'altezza della chiesa della Madonna della Salute, con l'innalzamento di una grande tribuna. Ma sarà festa fin dal tardo pomeriggio di venerdì 31, con il corteo storico. Partenza del corteo di 320 figuranti a Piazza San Marco e arrivo in via Garibaldi davanti all'Esedra, dove sarà installato un palco e da là saranno fatte le presentazioni dei 4 equipaggi che il giorno dopo si sfideranno nel nome delle 4 repubbliche. Sarà coinvolta la cittadinanza. Balli, musiche tipiche locali e soprattutto i piatti tipici saranno offerti gratuitamente a quanti vorranno, e speriamo tanti, partecipare. Conto alla rovescia per la 92esima Giornata Nazionale degli Alpini che avrà luogo a Milano. Milano, Palazzo della Regione Lombardia, tradizionale incontro con la stampa che oggi ha fatto seguito alla mostra Alpini, uno stile di vita, inaugurata al Castello Sforzesco, nella città del centenario della fondazione dell'Associazione Alpini e che ha dato i natali al 5° reggimento con i suoi nomi illustri. Si sono ritrovati assieme alle autorità i massimi vertici dell'ANA e dell'Esercito. Il generale Claudio Berto, comandante delle truppe alpine, ha parlato del rapporto fra i militari e l'Associazione Nazionale Alpini con il suo esercito di volontari, oltre 16.500, ha detto, con la ferma intenzione di creare fra le due realtà un'integrazione di modelli operativi per una maggiore efficienza in caso di intervento. E altri numeri: 11.000 soldati con cappelli alpini, 147 anni di storia, 100 di adunata. Il primo cittadino Giuseppe Sala, oltre a dirsi soddisfatto dell'evento, ha parlato del tema della cura che gli alpini hanno ad esempio per il bosco del Rogoredo o dell'Ambro. Anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha portato il suo saluto ricordando il padre alpino e il generale Pennabianca. Renato Genovese, presidente del comitato organizzatore ANA, ha concluso dando altri numeri importanti di questa 92esima edizione a Milano. I presenti previsti nei 3 giorni: 400.000, 80.000 alpini a sfilare, con un indotto che supererà i 120 milioni di Cremona, stando agli studi della Cattolica di Milano. Il conto alla rovescia è quindi incominciato, anche se a decretare l'inizio ufficiale sarà l'alzabandiera, fissato per le ore 10 di venerdì 10 maggio in Piazza Duomo. Molti altri momenti toccanti seguiranno e poi tanta emozione, tanta attesa per la sfilata di Milano della domenica 12 maggio. L'attrice Alessandra Mastronardi condurrà le serate di apertura e di chiusura della 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2019, diretta da Alberto Barbera, organizzata dalla Biennale di Venezia, presieduta da Paolo Baratta. Alessandra Mastronardi aprirà la 76esima Mostra di Venezia nella serata di mercoledì 28 agosto sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido, in occasione della cerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia di chiusura il 7 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i leoni e gli altri premi ufficiali della mostra. È tutto per questa edizione, adesso previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Il weekend si apre all'insegna del maltempo sulle nostre regioni, ma diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di sabato 4 maggio. Sul Veneto avremo precipitazioni sparse ma piuttosto frequenti, un po' ovunque, localmente anche di forte intensità, specie durante le ore serali e notturne. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime comprese invece tra 15 e 18 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la giornata risulterà ancora perturbata sin dal mattino, con precipitazioni diffuse, localmente anche di moderata intensità, e non si esclude la possibilità di qualche locale nubifragio. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime oscillanti invece tra 15 e 16 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Qui il tempo sarà spiccatamente instabile su tutta la regione, con precipitazioni temporalesche piuttosto diffuse. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime sui 18 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.